va a metterla dentro, chiude Benvenuto. Tampa pronta a rimetterla in gioco, palla Vanessa Pereira, la rete di Vanessa Pereira. Intanto iniziano a farsi sentire i tifosi della Ternana, mentre l'Osileia si accinge a battere questo calcio d'angolo. Palla scodellata per Vanessa, c'è Agostina Chiesa, Tampa la riprende e raddoppia. Cassi, rimessa laterale per la Ternana. Palla a Tampa, chiede una pressione più alta a Roberto Velli, alle sue ragazze. Intanto l'Osileia lascia partire Bettioli. Vanessa ancora, Bettioli, Vanessa, lo scambio con Tampa. Tampa sotto al 7 ed è 4-0, 4-0 per la Ternana. Salinetti, lancio lungo per l'Osileia, Pomposelli riesce a far su il pallone, contropiede dell'Olympus, Dupuy taglia il campo, apre per Pomposelli, la rete di Arianna Pomposelli. Attenzione perché nella Ternana sono tutte ottime tiratrici. Blanco, la conclusione di Blanco e Sgarbi che via in porta. 4-2. Bettioli, rimessa laterale per l'Olympus. Ancora portiere in movimento per la formazione di Roberto Velli. Blanco, porta palla a Blanco. Chiesa, c'è Lisi, la mette dentro. Sgarbi! Palla indietro, Bettioli, la conclusione e arriva il quinto gol. L'Osileia, il taglio di Vanessa c'è, come pure la presenza di Gimena Branco. Il suo di taglio arriva a Pomposelli, gira fuori. Controlla Pomposelli che però devia fuori. Rimessa laterale per la Ternana. L'Osileia e ci arriva Angela Vecchione. Bettioli anticipa tutti, Vanessa ricomincia la Tampa. Blanco, che intervento di Gimena Blanco a mettere fuori. Dentro l'Osileia si gira e arriva alla rete. La conclusione, non c'è più tempo. Al palo Giata, la spunta la Ternana che supera l'Olympus per 6-3.